Pozdravljeni! Pred časom sem imel izjemno priložnost stopiti v kontakt z enim izmed legendarnih konstruktorjev iz Formule 1, Giancarlom Minardijem. Postavil sem mu nekaj vprašanj in na moje presenečenje mi ni poslal pisnega odgovora, temveč priponko s posnetim glasom. In danes boste tu iz njegovih ust slišali, kako je odgovoril na moje vprašanja. In prvo vprašanje se je dotaknilo njegovega posebnega odnosa z Ayrtonom Senno. Vprašal sem ga, če lahko deli z nami utrinek iz njegove preteklosti in nam pove, kak je bil Ayrton Senna, ne samo kot voznik, temveč tudi kot človek. Il mio rapporto con Ayrton è nato nel 1982, quando gli proposi di correre in Formula 2 per me, e lui mi fece mi raccontò quello che era il suo programma, ringraziandomi molto perché gli avevo offerto un sedile, un volante, non chiedendogli dei soldi, ma che lui aveva fatto un programma già prestabilito per arrivare nel 1988 campione del mondo. Questo si è verificato puntualmente e da quel giorno lì è nato un rapporto che è andato al di là del pilota Ayrton Senna. Credo era un rapporto tra due amici, due appassionati di questo sport, che fino a quel maledetto 1° maggio del 94 hanno poi scambiato insieme tante opinioni, tanti consigli che io ho dato, tante riflessioni che potevano riguardare il nostro lavoro, mio come team manager e lui come pilota, ed è stato un bellissimo rapporto. Na to sem ga vprašal o tisti urbani legendi, katera pravi naj bi Ayrton Senna svojo kariero zaključil prav v njegovi ekipi pri Minardiju. Je mogoče kdaj sanjal, kaka bi bila tista sezona, če bi se prekletega 1. maja 1994 stvari obrnile rahlo drugače. Ma premesso che mi ha fatto un grande piacere quando lui ha esternato davanti a suo padre ed alcuni amici comuni questa sua volontà di vincere 5 titoli mondiali, perché allora era quello l'obiettivo, eguagliare Fangio per poi passare alla storia e venire da me per poi rilanciare il team. Purtroppo dei se e dei ma non se ne può fare niente, è stato un bellissimo, un altro rapporto di stima e fiducia che purtroppo non ha avuto un seguito, sempre per colpa di quel 1° maggio, per cui sarebbe stato per me un onore, penso che avrebbe mantenuto questa promessa, però ripeto, dei se e dei ma non si può fare la storia. Na to je beseda stekla o sedanjosti. Kako je njegovo videnje teh satelitskih ekip, teh ekip drugega jakostnega razreda, kako lahko ohranijo svoj status konstruktorjev tudi v prihodnosti in kako je njegovo videnje tega problema? In questa stagione 2019 abbiamo avuto un compattamento delle squadre di Serie B, di fascia B, di cui alcune sono quasi dei cloni delle squadre di Serie A. È chiaro che questo come ex costruttore non lo vedo positivamente per tanti motivi, perché c'è uno svilimento della parola e della proprietà intellettuale che ha un costruttore, probabilmente non si fanno giovani nuovi, ingegneri nuovi, disegnatori nuovi, meccanici nuovi, perché ci sarà un concentramento verso il team principale, voglio dire, e quindi di conseguenza per me è uno svilimento e non lo possiamo più chiamare campionato del mondo costruttori. Però mi risulta che questo nuovo Concord Agreement per il momento sia ancora in alto mare. In seveda nisem mogel mimo dejstva, da je Giancarlo Minardi odkril mnogo talentov v Formuli 1. Zanimalo me je, kako vidite nove generacije voznikov, imajo možnost in čas se dokazati v sedanji Formuli 1, ali pridejo prezgodaj in imajo preveliko željo se dokazati v primerjavi s preteklostjo, ko je on sam odkrival talente in bdel nad njimi.
Ma io credo che il mondo è cambiato. Quando ho cominciato io la mia storia in Formula 2, poi in Formula 1, e abbiamo sempre fatto correre dei giovani. I giovani allora avevano 19-20 anni, oggi incominciano a 15 anni un giorno, a 17 anni sono già scafati, hanno già fatto un'esperienza, hanno già fatto tante cose per cui si possono proporre e arrivano ventenni già maturi, lo vediamo con alcuni di loro, uno su tutti, Leclerc. Quindi io lo vedo positivamente perché il mondo dello sport si è tarato in basso, sono cambiate tante cose e di conseguenza anche l'automobilismo, anche se l'automobilismo purtroppo è legato anche ad altri fattori che non è solo le capacità specifiche di un pilota. Ter seveda na koncu vprašanje, katero se dotaknilo tudi tistih voznikov z znanimi priimki v Formuli 1. Kako gospod Minardi vidi to poplavo mladeničev z znanimi priimki in kako vidi njihovo prihodnost v Formuli 1? Ma è positivo nel momento in cui loro sanno sopportare la tensione che porta il cognome che ha sulle spalle, ma purtroppo facciamo un mestiere dove è il cronometro quello che è e decide chi può venire, chi può rimanere e chi può diventare un campione. Indubbiamente ci sono piloti, uno su tutti, Schumacher, che vedo e mi pare che favorevolmente sappia sopportare il proprio cognome, il proprio nome. È un pilota come altri nomi importanti che sta facendo bene, poi sarà il futuro dirci se può eguagliare le gesta del padre. Indubbiamente nel caso specifico di Schumacher ha un nome importante che non so quanto e sempre sia favorevole. To je bil pogovor z legendarnim Giancarlom Minardijem. Upam, da vam je bil všeč. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.